Allora, siamo con Eugenio Cacace, portiere della Gymnasium, che oggi ha pareggiato 3-3 con il Tissi, una partita che avevate interpretato molto bene all'inizio, siete passati subito in vantaggio, meritatamente, poi però sempre a inseguire, alla fine è arrivato il 3-3, forse il risultato più giusto, visto anche le occasioni avute da entrambe le squadre. Sei d'accordo con questa analisi? Sì, penso che il risultato sia giusto, purtroppo abbiamo iniziato bene, ma poi delle ingenuità difensive ci hanno un po' penalizzato, vedi il primo rigore è nato su un disimpegno sbagliato sulla sinistra. Purtroppo noi ogni errore che facciamo lo paghiamo. Loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni, mentre noi abbiamo creato forse anche qualcosina in più di loro, però siamo meno cinici sicuramente. Senti, a un certo punto del primo tempo, quando eravate ancora 1-1, il mister ha detto a Faedda stiamo rinculando troppo, poi è arrivato subito infatti il 2-1. Secondo te che cosa stava succedendo in quel momento alla squadra? È vero, rinculavamo troppo, ma purtroppo è il nostro difetto dall'inizio della stagione. Forse quando subiamo i gol ci subentra un po' di paura dopo e quindi non riusciamo a reagire bene. Purtroppo è il nostro difetto, dobbiamo lavorare su quello. Stiamo migliorando, però c'è ancora da lavorare. Senti, per quanto riguarda invece questi risultati un po' altalenanti della squadra, vittorie, pareggi, sconfitte un po' così, insomma, non riuscite a dare continuità, anche perché la squadra insomma, è stata fatta per vincere. Tu che idea ti sei fatto? Beh, guarda, secondo me i punti che abbiamo perso sono stati in casa con la Monserrato e domenica scorsa col Sassari, anche a Chiesi in trasferta, dove tutte partite dove secondo me siamo entrati in campo deconcentrati, secondo me, gli avversari erano più cattivi di noi, soprattutto con la Monserrato, poi sai, una volta che perdi poi attacchi, puoi anche pareggiare, però alla fine non sempre riesci a rimontare come è successo ad esempio con la San Domenico Canica. E quindi poi non sei continuo. Il nostro problema è quello, la continuità. La squadra è buona, però anche le altre alla fine, forse eccetto l'Audax che ha perso la prima partita domenica scorsa, le altre secondo me è un campionato molto livellato, quindi ci si può lottare, se non a vincere, comunque arrivare ai playoff io credo fino all'ultimo. Ecco, chiudiamo con questa ultima domanda, ti chiedo che idea ti sei fatto appunto dell'Audax Algherese. Secondo te è una squadra che si può riprendere oppure i giochi Ma guarda, sono è una buona squadra secondo me, però non c'è tutto questo divario tra noi, lo stesso Tissi. Diciamo che loro mi sono parsi un po' più cattivi dello stesso Tissi e anche della stessa Gymnasium secondo me. Poi bisogna vedere, hanno fatto un grandissimo girone d'andata, bisogna vedere se si riconfermano anche al girone di ritorno. Il campionato è ancora lungo, hanno 8-9 punti di vantaggio che non sono pochi, ma con i 3 punti non sono neanche poi così tanti. È normale che il nostro compito è sempre più difficile perché adesso il girone di ritorno non possiamo consentirci di perdere i punti, dobbiamo vincere tutte le partite. Poi nel calcio non si sa mai.